Noi esistiamo perché esistono le api e quindi noi dobbiamo veramente impegnarci per creare un ambiente che permetta alle api di esistere, perché grazie a loro avremo un ambiente sano, perché sono anche sentinelle della qualità dell'aria, della qualità della terra, dell'acqua, e diventa fondamentale quindi tenerle vive e tenerle nel nostro ambiente. A loro, alle api, sarà dedicata la quarta giornata ecologica regionale in programma domenica 24 maggio. Un grande momento di partecipazione diffusa coinvolgendo scuole, enti locali e associazioni del territorio in un'azione corale. Api al centro delle celebrazioni grazie anche a un bando da 100.000 euro destinato a sostenere progetti diffusi su tutto il territorio. Riteniamo che svolgano un ruolo fondamentale, questo per la tutela della biodiversità e per garantire il nostro ambiente, e quindi attraverso questo bando cerchiamo di accrescere la sensibilità e di dare un modo anche ai bambini, ai ragazzi, alle associazioni, alle amministrazioni di esprimere la loro creatività al riguardo. Ma il 24 maggio sarà anche giornata europea dei parchi, un'abbinata non casuale. Noi in Veneto ne abbiamo 5 regionali e sono i parchi che custodiscono, io dico le chicche del nostro territorio, cioè le parti più belle da un punto di vista ambientale e paesaggistico, e allora valorizziamole.